Servono più adesioni alla campagna vaccinale, il presidente Fedriga è pronto ad aprire le agende per tutti e invita ad immunizzarsi. Io dice, mi sono prenotato domenico con la web app, sabato la somministrazione. Sarà inaugurato domani allo Stadio Friuli l'hub per vaccinare i lavoratori delle imprese associate a Confindustria Udine. La presidente Mareschi Danieli, vogliamo contribuire al massimo delle nostre possibilità. La nipote accusa gli zii di averle impedito di dare l'ultimo saluto alla propria madre, di averla minacciata. La vicenda, che risale a 3 anni fa, ha come teatro la Val di Rese e è approdata in tribunale a Udine. Aquileia diventa simbolo internazionale del dialogo tra i popoli e dello sviluppo sostenibile. Oggi un evento d'eccezione organizzato dal Vaticano ed Ente Friuli nel Mondo. In collegamento anche Sharon Stone e la figlia di Luther King. Sono stati bruciati in meno di 12 minuti 1000 biglietti per gli spettatori per gli ultimi 3 chilometri di salita sullo Zoncolan per il Giro d'Italia. Intanto sul Kaiser è tornato a nevicare, ma nessun problema per la strada. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. In Friuli Venezia Giulia la campagna vaccinale rallenta, cominciano a scarseggiare le adesioni, c'è la necessità di correre ai ripari. Il presidente Massimiliano Fedriga si dice pronto ad aprire le agende per tutti qualora dovessero rimanere troppi posti vuoti. Poi parla, in vista del possibile passaggio della Regione in zona bianca, di massima cautela, ma conferma anche che qualora il Friuli Venezia Giulia dovesse passare in zona bianca si potrebbero anticipare alcune aperture nel nostro territorio. Predica prudenza il presidente della Regione Massimiliano Fedriga sul possibile passaggio, non prima dell'1 giugno, della Regione in zona bianca, e anche dopo servirà responsabilità. Adesso dobbiamo aspettare i dati di questa e della prossima settimana e quindi usare la massima cautela. Dopodiché è chiaro che potremo anticipare alcune riaperture se fossimo in zona bianca, ma condivido molto che le cautele dobbiamo continuare a mantenerle per non rischiare di far passi indietro invece che avanti. Penso che il governo, e devo dire ascoltando molto le regioni, nell'ultimo decreto abbia compiuto delle scelte importanti, abbia portato avanti delle scelte che condividiamo. Su alcuni passaggi possiamo ancora lavorare, ma ecco, è il momento adesso della speranza per un ritorno alla vita normale, ma anche della cautela per non rischiare di fare passi falsi. Partecipando all'apertura del nuovo centro vaccinale di Trieste in Molo IV, grazie alla Fondazione CR Trieste, Fedriga ha sottolineato l'importanza della profilassi. La via per uscire dalla pandemia, per tutelare la salute, per tutelare l'economia, per tutelare il lavoro sono i vaccini in questo momento, e noi dobbiamo convincere le persone a parteciparvi nel più breve tempo possibile. Noi rischiamo da qui a fine mese di avere decine di migliaia di slot liberi a settimana con i vaccini, con l'organizzazione per fare i vaccini, ma mancano le persone a cui fare i vaccini. A breve potrebbe partire anche una campagna informativa contro le fake news, resta poi il nodo prenotazioni. Abbiamo il picco nel primo giorno di quando apriamo i nuovi target, dopodiché di fatto c'è una stabilizzazione a ribasso. Se non dovessimo avere sufficiente persone che aderiscono alla campagna dovremmo ampliare i nuovi target, quindi non so dirvi quando, ma è chiaro che noi monitoriamo giorno per giorno e se ce ne fosse la necessità chiederemo al commissario di aprire nuovi target. E il presidente della Regione Massimiliano Fedriga continua ad appellarsi ai cittadini per le vaccinazioni e nell'intervista che vi proponiamo racconta di essersi a sua volta prenotato. Sabato sarà il suo giorno per la vaccinazione. Questo è un breve estratto della lunga intervista al presidente della Regione che proporremo questa sera alle 21 nell'ambito della nostra trasmissione Elettroshock. Sentiamo Fedriga. Sono prenotato domenica a mezzanotte. Ero là con due cellulari per andare sull'app e prenotarmi. Voglio testare come funziona il sistema ed altro. Io sabato mi vaccino, farò il vaccino. Ero contentissimo, mi sembra come quando uno vince, anzi la mandavo agli amici per dire guarda quando sono riuscito a prenotarmi, il 22 ce l'ho fatta a prenotarmi. Anzi era una gara che riusciva a trovare lo spazio prima e quindi mi sono messa a mezzanotte cercando di fregare gli altri per dire prenoto prima degli altri. Però insomma parlo ogni giorno con medici d'altro, non è che mi diverto a farmi del male da solo e facendo una cosa pericolosissima, anzi sono contento di potermi difendere la mia famiglia, i miei bambini che ancora non si possono vaccinare, e se io e mia moglie ci vacciniamo aiutiamo un po' di più a difendere loro anche.
Vi ricordo dunque dalle 21 l'appuntamento con Elettroshock e l'intervista al presidente Massimiliano Fedriga. Domani alle 11 sarà inaugurato l'hub per vaccinare i lavoratori delle imprese associate a Confindustria Udine. L'hub vaccinale è stato allestito allo Stadio Friuli. Di questa iniziativa parliamo con la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che ci ha raggiunto in studio. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Che cosa succederà domani? Domani si parte finalmente. Non si poteva pretendere che le imprese restassero a guardare. Abbiamo voluto dare un supporto concreto alla Regione, che in ogni caso sta facendo un ottimo lavoro, nella velocizzazione della campagna vaccinale. Quindi domani, alla presenza dell'assessore Riccardi e dell'assessore Bini, con la squadra dell'Udinese, il direttore dell'Udinese Calcio, l'Ordine degli Infermieri, la Croce Rossa, ASA e CGL Cisle Will, inaugureremo questo enorme hub vaccinale. Che differenza c'è fra questo hub vaccinale e gli altri ad oggi aperti? Praticamente nessuna, esclusivamente la fatturazione di quello che sarà la somministrazione direttamente all'impresa associata a Confindustria. Un hub che potrà permettersi 1000 vaccinazioni, 1000 somministrazioni al giorno, 6 giorni su 7 per 9 ore al giorno, 25 unità di personale coinvolte, parliamo di circa 130 vaccini all'ora. Quindi questo è l'impegno di Confindustria in questa importante partita. Lei ha detto ci sentivamo di contribuire al massimo delle nostre possibilità in questa che ormai è diventata una missione. Sì, dobbiamo riappropriarci del nostro tempo, dobbiamo tornare a riabbracciarci, dobbiamo tornare al cinema, nei teatri, dobbiamo tornare allo stadio e dobbiamo tornare a lavorare, non dico normalmente perché la normalità è ciò che ci ha portato a questa situazione, ma dobbiamo poter dare alle nostre imprese quella che è una continuità sicura. E quindi abbiamo voluto scendere in campo, un piccolo contributo, perché parliamo di 1000 vaccini al giorno, per noi enorme, per la Regione che già ne fa circa 13.000, è comunque un contributo contenuto, ma siamo pronti a mettere a disposizione questo hub che sarà regionale, quindi prenotabile direttamente dal link della Regione, e potrà essere a disposizione successivamente di chiunque, perché no, è stato allestito nel momento in cui la Regione dovesse chiederci di poterlo utilizzare in altro modo una volta che sono stati vaccinati i nostri lavoratori, è assolutamente a disposizione di tutti. E allora proprio oggi che entra in vigore il nuovo decreto, che si parla di ripartenza e c'è un nuovo programma, insomma un altro importante segnale verso il ritorno alla normalità. Grazie alla Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. E noi adesso ci spostiamo a Maniago per parlare dell'avvio questa mattina del nuovo hub vaccinale. Anche Maniago ora ha un proprio hub vaccinale. Da oggi via alle inoculazioni nell'area allestita dall'amministrazione comunale in collaborazione con ASFO all'auditorium del Centro Culturale Il Fabri. Si tratta di un hub che garantisce la possibilità di vaccinarsi ai cittadini dell'area del Maniaghese e non solo. Il messaggio quindi che vogliamo anche lanciare è proprio quello di diffondere la cultura della vaccinazione e della prevenzione, perché solo così ci potremo riprendere una vita normale fatta di relazioni. Un nuovo impulso così alla catena vaccinale che l'azienda sanitaria reputa decisiva per la lotta al Covid. Oggi partiamo, ci sono circa 500 persone in vaccinazione oggi qui a Maniago e ricordo che il numero dei casi sta scendendo. A puro titolo di esempio dico che con la vaccinazione nelle case di riposo effettuata ai primi di gennaio siamo riusciti drasticamente a ridurre il numero di casi importanti. La vaccinazione funziona, è l'unico modo per uscire da questa situazione. Pugno duro della Regione verso il personale medico e sanitario che non si sottoporrà alla vaccinazione. Ne ha parlato oggi il vicepresidente della Regione Riccardi, che si è soffermato anche sulle novità che riguardano il Green Pass.
Trasferimento o decurtazione dello stipendio fino ad arrivare alla sospensione. Sono queste le iniziative che verranno intraprese nei confronti del personale medico e sanitario che non si sottoporrà alla vaccinazione Covid entro fine anno. Il pugno duro è stato confermato dal vicepresidente Riccardo Riccardi, il quale nell'aula del Consiglio regionale, rispondendo a un'interrogazione di Tiziano Centis dei cittadini, ha precisato che ci sono 40.473 operatori sanitari e sociosanitari vaccinati al 100% in prima dose e al 90% in seconda. Per quanto riguarda i non ancora vaccinati sono 360 in ASFO, 1.347 nell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, 3.707 in Asugi, di cui 978 alla fine si sottoporranno alla iniezione, e all'Istituto Burlo ci sono ancora 85 OS. Le aziende, ha spiegato poi Riccardi, si sono viste recapitare diffide da parte di alcuni professionisti per il trattamento dei dati, aprendo a potenziali contenziosi che rappresentano una delle difficoltà, ma stanno programmando tutte le azioni così come previsto dal decreto legge. Per quanto riguarda invece il pass vaccinale per tutti i cittadini, il governo sta lavorando a una piattaforma nazionale con le certificazioni per le quali basterà la prima dose. C'è una tecnologia sulla quale credo lo Stato sta lavorando per averne una a livello nazionale. Noi abbiamo la fortuna di avere a disposizione Sesamo, che comunque è uno strumento che consente al cittadino di dimostrare di avere fatto il vaccino, quindi è un'ulteriore opzione che noi mettiamo a disposizione. In Consiglio regionale oggi duro scontro tra maggioranza e opposizione con la richiesta di una commissione speciale sul Covid, bocciata tra accuse di scarsa trasparenza e di voler mettere sotto accusa i professionisti che hanno operato. Non ci sarà nessuna commissione speciale sul Covid in Consiglio regionale. La mozione presentata da tutte le opposizioni, a prima firma Partito Democratico, con l'adesione del Movimento 5 Stelle, dei cittadini di Patto per l'Autonomia, di Ons e le Zalucar del gruppo misto, non è stata approvata dalla maggioranza. Credo sia stato uno sbaglio ed è un'occasione persa da parte di questa maggioranza. In Veneto una stessa commissione d'inchiesta sarà approvata nei prossimi giorni dalla maggioranza a guida leghista e dall'opposizione. È molto grave che questa maggioranza parli di massima trasparenza e poi non conceda all'opposizione uno strumento come la commissione speciale. Il vicepresidente Riccardo Riccardi ha invece sottolineato come i temi strutturali di sistema, come ad esempio i rapporti con lo Stato, sono certamente da affrontare, però all'interno di una discussione che deve essere leale e non strumentale a un ritorno di tipo politico che andrebbe a colpire quegli stessi operatori della sanità, i quali, a parole, tutti ringraziamo sempre per il loro lavoro. Posizione condivisa dal resto della maggioranza. Questa commissione è unicamente una commissione politica di carattere inquisitorio. Non si vuole raggiungere nessun fine elencato nella mozione stessa. Calano i ricoverati per coronavirus sia nelle terapie intensive che nelle aree mediche, ma oggi si registrano 3 vittime con Covid. Questi numeri del bollettino che riguarda la situazione pandemica in regione: 13 casi in terapia intensiva, 64 negli altri reparti. 6.891 tamponi molecolari hanno permesso di rilevare 45 nuovi contagi, mentre 2.141 test rapidi hanno evidenziato 11 casi. La sperimentazione del vaccino italiano va avanti nonostante la bocciatura della Corte dei Conti. Questioni tecniche che nulla hanno a che fare con la bontà del progetto, afferma Marco Confalonieri, pneumologo che ha coordinato la sperimentazione al Cattinara. Noi abbiamo chiesto come sperimentatori già venerdì scorso, quando c'è stata la sentenza della Corte dei Conti, un chiarimento a Reitera, che è arrivato subito lunedì scorso dicendo che non ci sono problemi per andare avanti. Del resto lo studio di fase 1 ha dato degli ottimi risultati, sembra che sia già efficace con una sola dose e la fase 2 dovrebbe confermare questo tipo di atteggiamento. E inoltre, diceva Reitera, se non ci sarà il finanziamento dello Stato italiano, ci sono già altri finanziatori che sono disponibili a sostenere questo vaccino. Noi abbiamo avuto dei buoni risultati e sia dal punto di vista dell'immunizzazione, per quello che sono le notizie che ci sono arrivate finora, ma sia anche dal punto di vista degli effetti collaterali, non abbiamo visto niente di particolarmente problematico. Siamo convinti che si possa andare avanti, c'è bisogno di questo vaccino come c'è bisogno di altri vaccini, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Per trovare i volontari non abbiamo avuto nessuna difficoltà, anzi c'era 3 volte tanto i posti disponibili, per cui da questo punto di vista nessuna difficoltà, probabilmente anche l'entusiasmo di partecipare a un qualcosa di italiano, di nuovo.
La nipote accusa gli zii di averle impedito di dare l'ultimo saluto alla madre e di averla minacciata. La vicenda, che risale a 3 anni fa e ha come teatro la Valresia, è finita in tribunale a Udine. Sono accusati di averle impedito di dare l'ultimo saluto alla madre durante l'inumazione nel cimitero e di averla minacciata. Si tratta di 2 fratelli di Resia, una 53enne e un 72enne, denunciati dalla nipote di 36 anni e comparsi davanti al giudice Mauro Qualizza al tribunale di Udine. La vicenda risale a giugno 2018, durante le esequie della madre della parte offesa e sorella dei 2 imputati. Tra zia e nipote c'erano già attriti, ma la situazione sarebbe degenerata proprio in quell'occasione. Stando all'accusa, la zia avrebbe minacciato la nipote durante la messa dicendole guardati le spalle, ma già in passato ci sarebbero state altre minacce da parte dei 2 parenti. Inoltre gli zii le avrebbero impedito di avvicinarsi al feretro mentre stava per essere calato nella fossa, sbarrandole la strada con i propri corpi. Il sacerdote celebrante, spiega l'avvocato di parte civile Fabrizio Delle Vedove, ha cercato di pacificare gli animi ma senza successo, tanto che la mia assistita se ne andò prima della fine dell'esequia su consiglio degli addetti delle pompe funebri, visto il clima surriscaldato. Diversa la versione della difesa. Gli zii, controbatte Giuseppe Silvestro, legale degli imputati, non hanno impedito alla nipote di dare l'ultimo saluto alla madre, ma soltanto di avvicinarsi al sacerdote prendendo il loro posto. Per quanto riguarda le minacce, conclude, la frase guardati le spalle era riferita alle persone intervenute al funerale. L'udienza è stata aggiornata a fine settembre, quando in aula potrebbe essere chiamato a deporre anche il prete che celebrò il funerale. Centinaia di video pedopornografici cancellati dal web, 3 giovanissimi studenti denunciati a piede libero per detenzione di materiale a luci rosse, il risultato di un'indagine della Polizia Postale di Trieste. 3 giovanissimi studenti denunciati e centinaia di video pedopornografici cancellati dal web. È il risultato dell'attività della Polizia Postale di Trieste, coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagine, scattata a seguito della segnalazione di un cittadino sul commissariato di polizia online, ha portato a scoprire la presenza di un gruppo Telegram in cui un utente aveva condiviso 3 link contenenti un gran quantitativo di video a carattere pedopornografico. Sono stati identificati 3 responsabili, tutti giovanissimi, uno dei quali minorenne. I contenuti sono stati immediatamente rimossi e gli account dei ragazzi sono stati sospesi. Le perquisizioni a carico dei giovani denunciati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico si sono concluse col sequestro di dispositivi informatici e di altro materiale necessario alla prosecuzione delle indagini. False domande di occupazione per andare a lavorare come stagionali a Lignano Sabbiadoro. Le hanno presentate 13 cittadini stranieri che sono stati denunciati dalla squadra mobile della Questura di Udine. 18 cittadini stranieri sono stati denunciati dalla squadra mobile della Questura di Udine per aver presentato false domande di lavoro stagionale. A seguito di una serie di verifiche eseguite dai poliziotti su 13 istanze di occupazione presentate da cittadini del Marocco e dell'Egitto, di età compresa tra i 20 e i 37 anni, è emersa la loro non genuinità. Le domande facevano riferimento ad attività imprenditoriali nell'ambito della ristorazione a Lignano Sabbiadoro, dove nel corso della stagione estiva 2021 avrebbero dovuto prestare la loro attività con varie mansioni. Il meccanismo era finalizzato unicamente a ottenere il rilascio di un visto all'ingresso in Italia o in area Schengen. Inviate da un call center di Milano, le istanze viaggiavano tramite email. A finire nel mirino 3 cittadini egiziani e 2 marocchini irregolari sul territorio nazionale, denunciati alla Procura di Udine per tentato favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per la predisposizione di documentazione fittizia. Anche i 13 stranieri sono stati deferiti per predisposizione di documenti non originali. Il Comune di Udine investirà oltre 5 milioni di euro per mettere in sicurezza 3 scuole primarie cittadine. Cominceranno a giugno i lavori di ristrutturazione di 3 edifici scolastici di Udine per i quali il Comune investirà 5 milioni e 300 mila euro. Si tratta delle scuole Alberti, Zorutti e Pascoli che, essendo datate, necessitano urgentemente di interventi strutturali di messa in sicurezza e di efficientamento energetico. Oggi sono partite le riunioni informative con i genitori degli alunni che frequentano gli istituti, a partire dall'Alberti, scuola che farà da apripista ai lavori estivi. Per quanto riguarda la Zorutti e la Pascoli, dove i lavori si protrarranno oltre l'estate con interventi a step,
Spiega il vice sindaco Loris Michelini: abbiamo già dato gli appalti alle ditte e stiamo concordando le operazioni per contenere al massimo i disagi, tenendo presente che ci sono i centri estivi, i doposcuola e le mense. A poco, continua Michelini, dovremo intervenire in diverse scuole della città. Tra l'altro, conclude, è in fase di progettazione la tanto richiesta palestra della scuola Mazzini di Godia Beivars, l'unica in città a non disporre di un impianto sportivo al chiuso. L'amministrazione comunale ha messo a bilancio a tal proposito oltre 1 milione di euro. Aquileia diventa simbolo internazionale del dialogo tra i popoli di sviluppo sostenibile, oggi evento d'eccezione. Vaticano Laudato Si, una salute per tutti. Questo è il titolo dell'evento ospitato nella cornice della Basilica Patriarcale di Aquileia, con una diretta di artisti e attivisti internazionali, tra cui l'attrice umanitaria Sharon Stone e il leader degli U2, Bono Vox. Salute per tutti non poteva essere scelto titolo migliore in un momento come questo, in cui viviamo momenti veramente difficili con la pandemia in corso. Quindi scegliere Aquileia, scegliere questa basilica, che è madre un po' di molti popoli e tribù d'Europa, e scegliere questo tema, io penso che solo la lungimiranza della Santa Sede riusciva a coniugare tutto questo e a portarlo ad Aquileia. Questo è un grande ritorno, è un grande appuntamento e sicuramente la testimonianza che quella che è la nostra grande eredità culturale, ma soprattutto spirituale, riecheggia ancora ed è sicuramente uno dei capisaldi, insomma, della nostra regione, ma in realtà di un territorio molto più esteso che la Mitteleuropa, l'Europa intera. Di qua la storia è passata, la storia della cristianità è passata. Confermiamo il nostro sostegno a tutte le iniziative che si svolgono sul territorio su base nazionale. Siamo ben contenti e felici di poterlo fare adesso qua nel territorio del nord-est. Siamo molto impegnati nella sostenibilità in tutte le sue declinazioni. Oltre 90 migranti sono stati rintracciati da luna della scorsa notte fino alla mattinata di oggi dalla Polizia di Stato di Udine, dopo alcune segnalazioni giunte dalla zona di via Cotonificio alle porte del capoluogo friulano, in particolare a Felettumberto. Sono stati segnalati cittadini anche da alcune guardie giurate. Si tratta per lo più di maggiorenni, cittadini pakistani, tutti avviati a triage e quarantena fiduciaria, trasferiti all'ex caserma Cavarzerani. Per l'identificazione e il rintraccio hanno operato anche i carabinieri di Udine. L'Italia e il Friuli Venezia Giulia non possono diventare il campo profughi d'Europa, così l'europarlamentare della Lega Marco Dreosto. I continui rintracci di migranti in Friuli Venezia Giulia finiscono al Parlamento europeo, dove l'attenzione è stata posta in un intervento dall'europarlamentare della Lega Marco Dreosto, che sul tema si sta battendo da tempo. Centinaia di migranti irregolari continuano ad essere rintracciati a Trieste, a Udine, a Gorizia, a Pordenone e in altre città della mia regione, il Friuli Venezia Giulia. Questi migranti non arrivano in Italia come si potrebbe pensare sui barconi, ma a piedi, percorrendo la cosiddetta rotta balcanica. Con la bella stagione questi flussi sono destinati certamente ad incrementare e in questo momento di grave crisi sia pandemica che economica l'Italia non può essere lasciata da sola. Servono quindi più pattugliamenti, serve rafforzare i confini esterni dell'Europa anche con barriere fisiche e tecnologiche. Serve istituire fuori dall'Unione Europea dei centri di controllo in cui si possa verificare se un migrante ha o non ha il diritto di entrare. Se non ce l'ha, deve essere rimpatriato. L'Italia e il Friuli Venezia Giulia non possono diventare il campo profughi dell'Europa. Commissario, ascoltate le grida di allarme che arrivano dai nostri territori e dalla nostra gente. Questa volta cercate di non fallire. L'Interporto di Trieste apre la compagine societaria ai tedeschi di Duisburger, rinnova il CDA e annuncia novità. Si apre un triennio all'insegna dello sviluppo internazionale per l'Interporto di Trieste, che oggi ha approvato il bilancio 2020, un anno che si chiude in attivo con 8 milioni di euro di valore della produzione, oltre 330.000 tonnellate di merci, più di 6.700 container, 328 treni intermodali e circa 4.300 vagoni. Paolo Privilegio è stato confermato nella carica di presidente e amministratore delegato, alla guida di un CDA che presenta importanti novità.
il primo momento ufficiale con la presenza del nuovo socio Duisport, quindi un cambio di passo della società che negli ultimi anni è diventata un'importante realtà dal punto di vista della proprietà immobiliare, con la proprietà storica dell'Interporto di Fernetti, ma anche poi delle aree di Frieste e di Cervignano. È un bel momento, stiamo crescendo e si cresce all'interno di una compagine anche dell'Interporto che è fondamentalmente il soggetto più dinamico di tutto il nostro sistema. Penso che nei prossimi mesi, nei prossimi anni avremo ulteriori partner internazionali e ulteriori acquisizioni da parte della società Interporto. Un triennio proiettato nella dimensione internazionale, ma con forti radici nel territorio. Un consiglio di amministrazione pronto ad affrontare delle sfide internazionali per giocare un ruolo strategico nella logistica regionale, europea ed internazionale a servizio del porto, ma soprattutto delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Dopo oltre un secolo è stata recuperata dai carabinieri una pala d'altare che sembrava scomparsa nel nulla. Era scomparsa durante la Grande Guerra la pala d'altare raffigurante la Visitazione di Maria, opera del pittore goriziano Francesco Caucig 1755-1828, considerato uno dei protagonisti del neoclassicismo europeo. Dopo un secolo l'opera sarà restituita dal comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, il generale di brigata Roberto Riccardi, al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Il Regio Esercito aveva inviato il dipinto a Roma nel 1916 insieme ad altri beni per salvarlo dai bombardamenti. I militari del reparto specializzato dell'arma del TPC alla guida del maggiore Lorenzo Pella hanno individuato e sequestrato la pala d'altare in una galleria d'arte di Roma a seguito di una segnalazione arrivata alla storica dell'arte della Fondazione Coronini, Cristina Bragaglia. La restituzione si terrà alla presenza del direttore della Fondazione Palazzo Coronini Cromber, Enrico Graziano, e della sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Simonetta Bonomi. Sono bastati 12 minuti per bruciare i 1000 biglietti a disposizione per salire in cima allo Zoncolan sabato per il traguardo del Giro d'Italia. Intanto sul Kaiser è tornata la neve. Sono finiti in poco meno di 12 minuti i 1000 posti disponibili sullo Zoncolan per la tappa del Giro d'Italia prevista per sabato con partenza da Cittadella. Sia gli 850 del versante di Sutrio, divisi tra chi sale a piedi e chi invece in seggiovia fino alla vetta, e i 150 della funivia di Ravascletto sono terminati a pochi minuti dall'apertura delle prenotazioni sul sito di Promoturismo. Le prenotazioni da effettuare sull'apposito portale approntato appunto da Promoturismo permettono di accedere agli ultimi 3,5 km di salita del Kaiser, dal Rifugio Moro ai 200 metri dall'arrivo, dove scatteranno le ulteriori misure di sicurezza previste da RCS. Su tutto il resto della salita e su tutto il resto del percorso, sia per la Cittadella Zoncolan che per la Grado Gorizia, il tifo sarà libero, con le uniche raccomandazioni di mascherine sempre indossate e di evitare assembramenti. Il contingentamento particolarmente stringente e soprattutto le condizioni dello Zoncolan, con parcheggi limitatissimi e ancora parecchia neve, hanno portato però alla decisione di chiudere la vetta non solo alle auto ma anche alle biciclette, che quindi non potranno scalare il Kaiser, così come faranno i girini sabato pomeriggio. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo le news sportive, poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Elettroshock, puntata speciale con l'intervista al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.